Buona giornata e buona domenica, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, edizione che apriamo con una buona notizia perché si rinfocolano le speranze per Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo ricoverato a Barcellona in terapia intensiva dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto scorso. Ebbene, Nicola nella notte ha riaperto gli occhi, lo rende noto Monica Cornaviera, legale della famiglia. Nicola ha anche reagito ai primi stimoli, ha stretto la mano alla mamma. Sentiamo. Finalmente ci sono delle notizie positive. Ovviamente dobbiamo essere molto prudenti perché anche le infermiere che hanno assistito a questi primi gesti di risveglio, nel senso che Nicola questa notte ha aperto gli occhi e le infermiere appunto hanno interpretato positivamente questi segnali, ma bisogna essere ancora molto prudenti. Ha aperto gli occhi, ci sono anche dei movimenti delle gambe e delle braccia e in particolare Nicola ha stretto la mano della mamma e quindi insomma questo è un gesto che ha riempito i genitori di speranza. Certo, e infatti anche qui insomma sono davvero tante le persone che in queste ore si stanno stringendo alla famiglia, stanno pregando sia in Italia sia a Barcellona. Anche ieri sera c'è stata una messa, un invito alla preghiera, proprio perché in tanti vogliono dimostrare la loro vicinanza alla famiglia e credo che questo sia anche sentito dai genitori di Nicola. Assolutamente sì, difatti anche i genitori mi pregano di trasmettere il loro ringraziamento perché sentono veramente tante persone vicine, in tanti si sono proposti per aiutarli sia a Barcellona per trovare un alloggio, per avere un sostegno con la lingua, con l'interpretazione, ma anche proprio per le piccole esigenze quotidiane, anche con la preghiera, perché addirittura mi diceva Nicola che ieri, mi diceva Daniele che ieri un ragazzo di Catania si è presentato in ospedale perché voleva consegnare un santino di Sant'Agata ai genitori di Nicola e non ha neanche voluto incontrarli o interfacciare con loro, semplicemente ha lasciato questo santino con una preghiera di incoraggiamento. Sono tutti gesti che veramente aiutano i genitori di Nicola in questo momento che possiamo immaginare è veramente molto difficile. Ecco, sul fronte delle indagini, avvocato, c'è qualche novità? Ecco, su questo no, non ho notizie ancora. Come sapete i genitori, anche insomma, su consiglio mio, si sono rivolti, hanno deciso di ampliare il team di avvocati rivolgendosi anche ad un collega di Barcellona, l'avvocato Alessio Castellano, che quindi ha proprio il compito di interfacciarsi in maniera più diretta ed immediata con l'autorità giudiziaria, con la polizia che sta facendo le indagini. Sappiamo che stanno visionando tutti i filmati delle videocamere lì della zona, però per ora si sono ancora molto prudenti anche loro, perché le indagini sono anche coperte ovviamente dal segreto istruttorio anche per tutelare le indagini stesse, ecco, perché non ci siano delle informazioni che possono magari poi danneggiare la prosecuzione delle indagini. Profondo cordoglio ad Olo per la morte del 52enne Alessandro Pizzato, deceduto ieri mattina all'alba nel tragico incidente che si è verificato sull'autostrada 4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro.
Alessandro Pizzato, 52enne di Dolo, ha perso la vita all'alba in un incidente lungo la A4 nel tratto tra Latisana e San Giorgio. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, un'auto che stava procedendo sulla corsia di marcia avrebbe tamponato l'autocarro che la procedeva, guidato dal 52enne, facendogli perdere il controllo del mezzo pesante che è andato a colpire la barriera di sicurezza centrale che separa le due carreggiate dell'autostrada, ribaltandosi proprio dal lato del conducente e senza lasciargli scampo. Solidarietà e vicinanza alla famiglia, a tutti i suoi cari e amici di Alessandro Pizzato, un nostro concittadino dolese di Saint-Brozon, scomparso in un tragico incidente questa notte. Non solo siamo vicini, ma anche esprimiamo tutto il nostro aiuto a tutti coloro che conoscevano Alessandro e che oggi lo piangono, assieme appunto ad una comunità, quella ambrosiana e dolese tutta. Gli agenti della polizia stradale stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire con precisione le fasi dell'incidente e stabilire eventuali responsabilità. Saranno gli accertamenti a chiarire perché l'automobile abbia tamponato l'autocarro e le successive circostanze che hanno portato il mezzo pesante a schiantarsi contro la barriera centrale. Le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e bonifica della carreggiata si sono concluse verso le 8:30 e la circolazione è tornata alla normalità. Ed un altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Jesolo, siamo in via Albanese. Una ragazza di 17 anni è stata investita da una moto mentre stava attraversando la strada sulle strisce. Subito soccorsa, la giovane è stata trasportata all'ospedale, ferito anche il conducente della motocicletta. Ed un giovane disabile è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali seduto sulla sua carrozzina. L'incidente si è verificato a Chirignago, nei pressi della chiesa di San Giorgio. L'impatto è stato tale da schiacciare la carrozzina. Il giovane è rimasto incastrato ed è stato liberato grazie all'intervento congiunto di SUEM 118 e vigili del fuoco. Trasportato all'ospedale di Mestre, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Ed ora torniamo a parlare del femminicidio di Tania Terrin. Proprio in questi minuti a Castelfranco Veneto è in corso una manifestazione per dire basta alla violenza nei confronti delle donne. Ed intanto la famiglia di Tania Terrin, la 39enne uccisa a Campo Nogara la sera di Ferragosto, ha chiesto tramite l'avvocato di famiglia l'accesso agli atti del fascicolo da codice rosso che è stato aperto nei confronti di Dino Keber, il suo ex compagno, accusato di averla uccisa prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Dolo. In alternativa la richiesta è quella di poter entrare nell'abitazione della donna, abitazione che attualmente è sotto sequestro, per recuperare la sua copia delle denunce contro l'ex. L'obiettivo è quello di capire se vi fossero contenuti gli elementi che avrebbero potuto salvarla. E intanto conclusa l'autopsia si attende il nulla osta per fissare la data del funerale di Tania. I dubbi erano ormai pochi, ma l'esito dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin dal dottor Terranova, incaricato dal PM, e dal dottore Elmasiom, il consulente scelto dall'avvocato di famiglia, li ha dissipati definitivamente. La 39enne è stata strozzata dall'ex fidanzato Dino Keber. Per capirlo è bastata una radiografia, ma i medici hanno lavorato ore cercando ogni altro indizio sul corpo che potesse aiutare a ricostruire il delitto di Ferragosto, e ora si attendono gli esami tossicologici per capire se Tania sia stata drogata o meno prima di essere uccisa. Gli esami sui prelievi e sui liquidi che hanno prelevato dalla ragazza, perché siccome mi ha confermato che non ci sarebbero segni di reazione, cioè di difesa, e quindi l'evento, mi dice, siccome potrebbe essere stato un fatto estremamente improvviso e può succedere quindi che questo non dia scampo e la ragazza non è stata in grado di difendersi per
per la repentinità e dell'aggressione. L'altro aspetto invece potrebbe essere che non era in grado di difendersi, perché magari era con una condizione un po' di volontà scemata, e allora questo però lo si verificherà dalle analisi. Il pubblico ministero ha deciso di disporre un'autopsia anche sul corpo dell'assassino trovato impiccato nella sua casa a San Bruson di Dolo, mentre la famiglia di Tania attende il nulla osta per il funerale. Ieri ho poi anche subito fatto una istanza, anche se credo che lunedì provvederà d'ufficio e di sue iniziative il pubblico ministero, per il nulla osta sia alle esequie, alla sepoltura, e quindi sono andato anche per rassicurarla su questo, perché ovviamente adesso purtroppo il prossimo impegno incombente sarà quello di organizzare il funerale. Che ancora non è stato deciso se si svolgerà a Camponogara, dove Tania viveva da qualche tempo, o a Vigonovo, suo paese d'origine, dove vivono i genitori. Intanto il Ministero di Giustizia ha ribadito come il caso sia ancora in fase di valutazione attraverso un'indagine interna. In merito all'eventuale invio di ispettori, si legge in una nota, il Ministero informa che il caso nella sua gravità è oggetto di valutazione, ma che nessuna iniziativa è stata intrapresa. A Treviso ora proseguono le indagini sull'ondata di furti in casa che hanno messo a soqquadro la città, ed è caccia ad un Audi di colore scuro sospettata di essere la vettura utilizzata dai malviventi per mettere a segno i colpi. Dell'ondata di furti in abitazione che ha recentemente travolto Treviso, 5 colpi in un giorno e la sua provincia, quello di Via Montello ha fruttato il bottino più consistente, 100.000 euro tra ori e contanti, finiti nelle tasche di una banda che ha agito con una perizia da professionisti in grado di scardinare la porta d'ingresso dell'appartamento. Ora è caccia alla cosiddetta banda dell'Audi, da un'auto sospetta che si è vista in zona, anche attraverso quello che potrebbero aver registrato le telecamere di videosorveglianza di un locale della via. Dove avete le telecamere di videosorveglianza? Perché sono sopra il negozio. Siete riusciti, lei le ha viste quelle immagini? Le ho date alla polizia che sta gestendo, penso, la situazione. Senta, com'è quest'area? Diciamo, presumo che siate rimasti sotto shock. È una bella zona residenziale dove ci sono anche attività, però recentemente ci sono stati parecchi problemi. Marco Granziera lavora in un'edicola, bar tabaccheria molto frequentata, che per forza di cose diventa un centro degli umori e delle opinioni di chi vive qui attorno, un luogo d'incontro che è anche termometro degli stati d'animo di chi vive in zona. Problema ultimamente, ma come in altre zone di Treviso e d'Italia sappiamo quello che sono i problemi. Lei lo dice sulla base comunque delle testimonianze che ha raccolto qui, sentendo la gente parlare, il fatto che ci siano stati questi furti. Se ne parlano di furti, si leggono i giornali, quindi si sente un po' di malumore. Quello sicuramente. Il fatto che in alcune aree di Treviso non ci siano o non ci siano abbastanza telecamere di videosorveglianza comunali ha aperto dopo questi furti un secondo fronte di dibattito. In ogni caso la percezione di sicurezza dei cittadini si è inevitabilmente abbassata alla luce delle ultime razzie. Se ne parla molto degli ultimi furti che ci sono stati in centro città, qui in zona. Che cosa le dicono? Cosa si dice? Che non è una bella situazione, perché comunque non ci sono né deterrenti né pene certe per chi delinque. Questo è il problema. Ragazzina trevigiana trovata in stato confusionale a Duna Verde. Torniamo su questa notizia che ha allarmato non poco residenti e turisti nella località balneare veneziana. Ebbene, dalla versione fornita dalla 14enne emerge una dinamica davvero inquietante. I 3 uomini sospettati di averla drogata avrebbero tentato un approccio anche con un'altra giovanissima. Sono sequenze terribili quelle riferite agli inquirenti dalla ragazzina trevigiana trovata in stato confusionale ad Duna Verde, per cui è stata attivata la procedura di codice rosso. Agli inquirenti la 14enne avrebbe riferito di essere stata spiata, poi mobilizzata e costretta a ingerire una pasticca, e questo prima del blackout durato oltre un'ora e sul quale si stanno concentrando le indagini condotte nel più stretto riservo. La ragazzina stava rientrando nel suo appartamento con la madre quando qualcuno forse le ha prima intercettate e poi
poi seguite, intuendo dalla loro conversazione che la 14enne sarebbe nuovamente uscita di casa con le amiche. Una volta sola l'adolescente sarebbe stata accerchiata da 3 uomini, uno l'avrebbe tenuta ferma per le braccia mentre l'altro le tappava la bocca, il terzo a sua volta le avrebbe fatto ingerire la sostanza, uno stupefacente o comunque un farmaco, poi appunto il vuoto della mente fino alla fuga del gruppetto. Questa è la versione della 14enne, con le forze dell'ordine impegnate a trovare i riscontri necessari. I 3 soggetti dal canto loro sono giovani cittadini stranieri, comunque maggiorenni, collaboratori di una struttura ricettiva. Sotto la lente ci sarebbero anche le loro timbrature e le loro abitudini. E c'è un'ulteriore ombra, ovvero che nelle serate precedenti abbiano tentato un approccio anche con un'altra giovanissima in vacanza. Nulla chiaramente viene lasciato al caso in questa fase. Accertamenti sono ancora in corso dal punto di vista sanitario. La 14enne, come previsto dalla procedura del Codice Rosso, è stata presa in carico da un centro antiviolenza. Tragedia sfiorata ieri alle Torri del Falzarego, poco più di una decina di chilometri in linea d'aria da Rio Gere a Cortina durante l'intervento di soccorso ad un'alpinista infortunata in parete. Un incidente ha coinvolto la paziente e la dottoressa dell'equipe dell'elicottero del SUEM. Fortunatamente nessuna delle due ha riportato lesioni gravi. Sono vive per miracolo una dottoressa del SUEM in servizio su Falco 1 e una alpinista di 25 anni di Venezia, precipitate per decine di metri dalle Torri del Falzarego. Lì, attorno alle 10, si era diretta l'eliambulanza del SUEM di Pieve di Cadore per soccorrere l'alpinista caduta in parete. L'equipe pronta all'intervento era stata trasferita per il recupero della donna, ma a soccorso praticamente concluso. Un inconveniente operativo ha coinvolto sia la paziente già imbarellata che la dottoressa del SUEM. Secondo le prime più plausibili ricostruzioni, qualcosa non avrebbe funzionato mentre si procedeva ad issare con verricello la barella, che potrebbe essersi rovesciata trascinando con sé la dottoressa. Immagini diffuse tramite un video postato sui social e poi rimosso potrebbero confutare la dinamica. Il video infatti mostrerebbe un soccorritore con imbrago ruzzolare all'indietro assieme alla barella. Come siano andate le cose lo spiegheranno gli accertamenti tecnici in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente, che non si è tramutato in tragedia per miracolo. Lo scivolamento a valle sul piano inclinato di medico e paziente imbarellata si è arrestato quasi in modo naturale, salvando a entrambe la vita. Alle Torri del Falzarego è arrivato Falco 2, che ha recuperato la giovane alpinista veneziana trasportata in codice di media gravità all'ospedale di Treviso. Falco 1 si è occupato della dottoressa del SUEM, trasferita al San Martino di Belluno. Fortunatamente l'attacco ha dato esito negativo e in serata la professionista del SUEM sarà dimessa, come conferma l'ULSS Dolomiti. L'incidente è accaduto quasi negli stessi minuti in cui, a pochi chilometri di distanza da Rio Gere, ci si stava preparando a commemorare la tragedia che 17 anni fa causò la morte dell'intero equipaggio dell'elicottero del SUEM, precipitato dopo aver impattato contro i cavi della media tensione. Falco ci ha protetto, l'unico pensiero possibile a fronte di una coincidenza agghiacciante che ha fatto seccare le parole in bocca e tremare le vene e i polsi. Disavventura a lieto fine per un turista settantenne in vacanza a Pellestrina, rianimato dopo oltre un'ora di massaggio cardiaco. La vicenda porta all'attenzione il tema di quanto siano importanti i servizi sanitari nelle isole. Eccolo l'equipe del 118 che insieme al SUEM di Pellestrina è riuscito a salvare, rianimandolo dopo oltre un'ora di massaggio cardiaco, un turista settantenne in vacanza nell'isola che si era sentito male dopo essere sceso in spiaggia per godersi una serena giornata al mare in località Sestiere Vianelli, all'altezza del campo delle Tre Rose. L'uomo è stato colto da malore, ma i sanitari si sono prodigati senza mai perdere la speranza di poterlo salvare e alla fine ce l'hanno fatta. Era presente in isola in quelle ore per un sopralluogo concomitante anche l'assessore alla pesca e all'economia del mare Alessandro Scarpa Marta, che ha tenuto a ringraziare di cuore tutto il personale intervenuto. Un ringraziamento particolare al personale sanitario, agli infermieri del SUEM, ai sanitari dell'elicottero che sono intervenuti, che con un caldo estremo a 35 gradi erano sfiniti,
stanchi, ma sono riusciti comunque a lavorare, a fare il proprio lavoro e a salvare una vita. L'episodio è stata anche l'occasione per riflettere e ribadire la necessità di potenziare i servizi sanitari in isola. L'assessore chiede, tra le altre cose, anche la presenza fissa di un rianimatore a Pellestrina. In un'isola così lontana è importante che ci sia un medico che possa operare, che possa intervenire nei casi di urgenza, nei casi di codice rosso. Non per ultimo l'importanza anche di un'idroambulanza ormeggiata proprio davanti al distretto, nella zona di Pellestrina, per fare in modo di velocizzare quelli che sono i trasporti nei casi di emergenza. Una storia drammatica questa, che ha messo però in evidenza la prontezza dei soccorsi e la preparazione del personale, e si è così conclusa con il lieto fine. Un'indagine condotta dai carabinieri di Pordenone ha portato all'arresto dell'ex mister di una squadra accusato di avere immortalato a loro insaputa 24 ragazzini in oltre 200 scatti e 9 video che sono stati rinvenuti sul suo telefono cellulare. Faceva foto e video ai suoi giovani atleti di nascosto negli spogliatoi. È la scioccante scoperta che ha portato all'arresto di un ex allenatore di calcio giovanile nel Pordenonese. Una complessa indagine condotta dai carabinieri di Pordenone sotto il coordinamento della Procura di Trieste ha permesso di fare luce sulla vicenda. L'inchiesta è scattata a inizio gennaio a seguito del fermo in flagranza dell'uomo travolto in possesso di migliaia di immagini pedopornografiche. Gli accertamenti degli investigatori si sono concentrati sull'attività svolta dal mister tra il 2021 e il 2026 all'interno del circuito locale. Con la piena collaborazione delle dirigenze, i militari hanno ispezionato ben 14 campi da gioco della zona, individuando con esattezza gli spogliatoi in cui sono stati realizzati gli scatti. Per identificare i minori coinvolti, le forze dell'ordine hanno acquisito gli elenchi dei tesserati e ascoltato i genitori. L'analisi del materiale ha permesso di accertare l'identità di 24 vittime, ritratte in oltre 200 fotografie e 9 video sequestrati dallo smartphone. Attualmente l'ex allenatore si trova agli arresti domiciliari, mentre le indagini proseguono nel rispetto della riservatezza e della presunzione di innocenza. Sulla vicenda è arrivata però la presa di posizione dei legali dell'indagato. Gli avvocati Stefano Colledan e Margherita Battistella hanno contestato recisamente la nota diffusa dall'Arma, ritenendola gravemente pregiudizievole per il proprio assistito, un ragazzo giovane e ancora studente. La difesa parla di affermazioni formulate come dati certi prima di un giudizio definitivo e non corrispondenti al reale stato degli atti, idonee a fornire un'immagine distorta dei fatti. Chiesta un'immediata rettifica, i legali si dicono pronti ad adire le vie legali a tutela della reputazione del giovane, ribadendo che il merito dei fatti sarà affrontato esclusivamente durante il processo fissato per la fine di settembre. Dopo gli scontri tra tifosi durante la partita di Coppa Italia di Ferragosto tra Udinese e Padova, pugno di ferro del questore Marco Odorisio, che ha emesso dei daspo differiti per altri 11 ultra biancoscudati. Le violenze tra tifosi che avevano anticipato la partita di Coppa Italia tra Udinese e Padova lo scorso 15 agosto hanno lasciato il segno, e dopo i 10 ultras biancoscudati colpiti da daspo per aver partecipato all'aggressione di una quindicina di sostenitori dell'Udinese, il questore di Padova Marco Dorisio ha messo altri 11 daspo fuori contesto per altrettanti ultras padovani. Gli 11 fanno parte della tifoseria ultras della Curva Sud. Il provvedimento è il cosiddetto daspo indifferito ed è una misura di prevenzione per evitare la presenza di violenti all'interno degli stadi. Questo episodio di gratuita violenza da parte di alcuni ultras della Curva Sud ha fatto sì che quindi allargassimo il focus su quanti stanno appunto nella Curva Sud, approssimandosi praticamente all'inizio del campionato. E quindi con la Digos e l'anticrimine abbiamo individuato e applicato in questo caso il daspo fuori contesto, cioè il daspo che viene applicato
Stato, a prescindere che siano state poste in essere, diciamo, delle condotte violente durante la manifestazione, un altro tipo, diciamo, di misura di prevenzione. Si tratta di 11 persone, tutte con precedenti per episodi di violenza, tra di loro anche 2 minorenni di 16 e 17 anni con precedenti denunciati qualche anno fa per essere entrati allo stadio con dei coltelli e per questo sottoposti ad ASPO di 3 anni. Reati specifici per i quali sono indice di una pericolosità e per i quali si possono adottare questi provvedimenti interdittivi. Quelli adottati hanno una durata dai 5 ai 3 anni. Questo per evitare anche situazioni di saldature all'interno di un settore dello stadio con soggetti magari dediti attivi nell'ambito della criminalità e soprattutto per garantire che cosa? Quella fruizione in serenità, no? In un luogo di aggregazione come può essere una manifestazione sportiva, una partita di calcio, e quindi garantire quelle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico necessarie a tutelare e salvaguardare la stragrande maggioranza di appassionati e tifosi che frequentano appunto gli stadi. Nei confronti dei 10 ultras che erano stati invece individuati durante gli scontri ad Udine il 15 agosto, il questore ha emesso anche 3 avvisi orali. La Digos di Padova inoltre sta proseguendo le indagini per individuare tutti i partecipanti dell'azione violenta e nei prossimi giorni dunque potrebbero essere emessi ulteriori provvedimenti. Stanno visionando immagini che abbiamo appunto recuperato e stiamo dando anche dei nomi e dei cognomi agli altri partecipanti all'aggressione di Ferragosto nella prepartita a Udine, e quando saranno appunto compiutamente identificati anche nei loro confronti saranno adottati dei DASPO non fuori contesto, ma dei DASPO appunto sempre previsti dalla stessa normativa legati all'aggressione gratuita e unilaterale di cui si sono resi protagonisti il giorno di Ferragosto. Ed ora una notizia giunta poco fa in redazione: cocaina, marijuana ed hashish, una pistola con matricola a brasa ed una cinquantina di munizioni è quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova e molto noto tra i più giovani con 1 milione di follower su Instagram, che è stato arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio e armi clandestine e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per avere ripreso la perquisizione e fatto un live sui social con le voci dei poliziotti. Ed ancora cronaca con l'inseguimento che si è verificato tra Cadoneghe e Vigonza nel Padovano, concluso con un incidente stradale ed una persona accoltellata. L'inseguimento a folle velocità è iniziato a Cadoneghe e si è concluso a Vigonza in via Andreon contro una cabina della linea telefonica. A terra anche un uomo ferito da una coltellata. È il bilancio della notte di follia che si è vissuta tra i 2 comuni della periferia padovana tra il 18 e il 19 agosto. Secondo quanto ricostruito, i 2 gruppi di nordafricani hanno ingaggiato un inseguimento lungo le strade di Cadoneghe e Vigonza, una corsa a tutta velocità che si è conclusa con un incidente stradale. L'auto si è schiantata contro la cabina. Un uomo poi è stato accoltellato e abbandonato in strada agonizzante poco prima dell'arrivo dei carabinieri, che ora stanno indagando per risalire gli altri partecipanti. Dai primi riscontri sembrerebbe che alcune persone coinvolte sarebbero state protagoniste di episodi analoghi avvenuti negli ultimi mesi anche in altri comuni della cintura urbana. Questo episodio desta molta preoccupazione tra i sindaci dei comuni coinvolti. Quello che è successo tra Cadoneghe e Vigonza nella notte del 18-19 agosto è un fatto grave, perché questi criminali hanno messo a repentaglio la vita e l'incolumità dei cittadini dei 2 comuni con un inseguimento folle culminato poi con un accoltellamento. E la cosa che colpisce ancora di più è che sembrerebbe che gli stessi soggetti fossero collegati a un fatto analogo avvenuto 2 mesi fa nella cintura urbana in altri comuni e che era stato già al centro delle cronache. Davide Pilotto, siamo ora alla cronaca giudiziaria, morì a 21 anni dopo che l'auto sulla quale viaggiava finì in un torrente a Lobia. A 6 anni dalla tragedia arriva la sentenza. Sentiamo.
Un'auto fuori strada, il volo nel torrente Orolo e una giovane vita spezzata. Era il 5 agosto 2020 quando a Lobia, alle porte di Vicenza, Davide Pilotto, 21 anni, morì annegato dopo lo schianto della Opel Insignia sulla quale viaggiava insieme all'amica Camilla Marcante, oggi 29enne. 6 anni dopo il processo si è chiuso con una verità e i giudici hanno depositato i motivi del verdetto nei giorni scorsi. Non c'è prova che Camilla guidasse. Vediamo perché. Il Tribunale di Vicenza ha assolto la giovane con la formula del dubbio dall'accusa di omicidio stradale, perché il fatto non sussiste. Al centro del dibattimento la domanda chiave: chi guidava l'auto? La procura ha sempre ritenuto che Marcante non fosse alla guida, ma per il GUP, che la pensava in maniera diversa, c'erano gli elementi per ordinare il processo, perché gli indizi dovevano essere approfonditi in aula. E i giudici, dopo 4 anni di dibattimento, hanno stabilito che le prove raccolte non consentono di stabilire una responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. A pesare sono state le contraddizioni emerse durante l'inchiesta e al processo. Il collegio, presieduto dal giudice Lagrasta, ha quindi accolto la tesi della difesa, gli avvocati Tonino De Silvestri e Antonio Panico. Manca la prova certa che Marcante fosse alla guida della macchina, ma il caso giudiziario non è ancora definitivamente chiuso. Uno dei testimoni, Massimo Bonetto, ritenuto inattendibile dal tribunale, rischia la falsa testimonianza. Per la morte di Davide Pilotto, dunque, a 6 anni da quella tragica notte, non c'è un responsabile penale. Controlli in stazione a Padova, arrestato un pusher nigeriano mentre stava vendendo delle dosi di cocaina ad una 49enne arrivata dalla provincia di Treviso. Sorpreso mentre stava vendendo 3 dosi di cocaina ad una donna che lo stava aspettando in auto in stazione a Padova, un 31enne nigeriano è stato arrestato durante i controlli del territorio della zona rossa nello scalo ferroviario padovano. Il pusher era stato notato dai poliziotti in borghese della squadra mobile mentre si avvicinava ad un'auto in sosta. Dopo uno scambio fugace di banconote, l'uomo ha estratto dalle tasche un involucro con 3 dosi di cocaina. La cliente, una 49enne trevigiana, ha confermato che si riforniva spesso dal 31enne che incontrava in stazione a Mestre e di recente a Padova, dove il pusher si era trasferito. Nelle tasche dello straniero 570 euro provento di spaccio. Il 31enne è stato arrestato, disposta per lui anche la misura di divieto di dimora in Veneto. Visti i suoi precedenti, il questore di Padova ha attivato la procedura per la revoca del permesso di soggiorno. A Porto Santa Margherita, ora dove i carabinieri hanno arrestato un 18enne sorpreso mentre cedeva della droga ad un minore. Durante un servizio antispaccio a Porto Santa Margherita, i carabinieri hanno colto in flagrante un 18enne di Caorle, presunto spacciatore, mentre cedeva un involucro contenente dell'hashish a un minorenne. I militari erano appostati a poca distanza in fase di osservazione. Senza essere visti, sono passati all'azione per controllare il giovane, trovandogli 50 grammi di hashish che stava cedendo al minore, più altri 50 e 95 euro in contanti nascosti negli slip, insieme a materiale per impacchettare la droga. A quel punto, visto che avevano anche notato lo spacciatore frugare tra alcuni cespugli poco distanti, hanno scoperto che proprio lì in mezzo aveva nascosto 18 panetti da 50 grammi, per un totale di 9 etti di hashish. Quindi è scattato l'arresto, oltre al sequestro di 1 chilo di droga e del materiale che aveva con sé. Accompagnato in caserma, il 18enne, dopo la convalida del fermo, è stato messo agli arresti domiciliari. Nei primi 15 giorni del mese, il Comando Provinciale dell'Arma ha intensificato i controlli del territorio anche per garantire la sicurezza della circolazione stradale e della navigazione, in particolare nelle località balneari contro la mala movida e nei luoghi frequentati dai giovani. 2.800 i mezzi ispezionati e oltre 6.500 le persone controllate, fra cui 22 denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica, 5 per guida sotto l'effetto di sostanze e 7 per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere. Segnalate al prefetto 38 persone per uso di sostanze trovate con cocaina, marijuana, hashish e metanfetamine.
A Vicenza ora, dove continua a far discutere la questione dell'Eternit, delle lastre tra le macerie dei condomini abbattuti per la TAV in Viale Verona. Il cantiere è stato bloccato mentre la procura indaga. Il comune nel frattempo ha emanato un'ordinanza urgente e c'è grande preoccupazione tra i residenti. L'amianto è una cosa bruttissima, adesso questo non lo sapevo che c'era anche il problema dell'amianto, però ho visto che per quanto riguarda il discorso della polvere avevano fatto dell'acqua, avevano messo dell'acqua per evitare che la polvere fosse forte. Beh, fa preoccupazione sì, perché ci vogliono delle ditte specializzate con le tute per elevare l'amianto, devono metterci un liquido apposta sopra e poi levarlo. Adesso non so come l'hanno levato lì, se l'hanno levato così praticamente senza nessuna precauzione non va bene quello. Beh, insomma, sono preoccupata perché penso che mio marito è già morto con l'amianto ed è stato molto pericoloso. Ecco, anche questa cosa qua è una cosa che per la salute, punto di domanda, enorme. Non si sa bene, soprattutto per i residenti eccetera così, perché hanno problemi di polvere, di rumori. Anche un bambino ormai riconosce le lastre di Eternit, basta mettere. Quindi che l'azienda non si sia accorta prima che arrivi l'ARPAV e quindi prima di sbriciolare, perché voi sapete benissimo che è lo sbriciolamento il momento peggiore in un quartiere popolato come questo, quindi che arrivi l'ARPAV a fermare a cose fatte è una cosa veramente vergognosa. Chiediamo in continuazione che vengano fatti dei controlli sui materiali che vengono usati, su quelli che vengono tolti e rielaborati, sapere dove vanno a finire, come vengono utilizzati e tutte queste cose. Le risposte sono sempre che è tutto in regola, che è tutto a posto. L'amianto è molto pericoloso, quindi sono contenta che ci sia questa attenzione e ordinanza, quindi molto bene. Poi ci sono delle ditte specializzate sicuramente che lo gestiscono e ovviamente la cosa migliore è il bene dei cittadini e delle persone che ci vivono intorno. E sul tema della TAV interviene Stefano Notarangelo, consigliere comunale di impegno per Vicenza. Sentiamo le sue parole. Vicenza è un malato asmatico in non vigile attesa. Asmatico purtroppo per l'aria che si respira, peggiorata dalla situazione dell'amianto dovuta alle demolizioni della TAV. Asmatico perché con il fiato corto è sempre in ritardo sulle decisioni da prendere in generale, in particolare sull'8 est della TAV, dove una cabina di regia che è stata molto sottolineata, proclamata, si dimostra nella realtà dei fatti in coma profondo. Ed ora a Bassano del Grappa, dove è stato arrestato il paziente della psichiatria che aveva aggredito un medico durante una visita al San Bassiano. Rimarrà piantonato dai carabinieri finché sarà dimesso dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Bassano il 21enne accusato dell'aggressione di un medico che stava facendo degli accertamenti su di lui. Il giovane italiano residente a Bassano è stato arrestato e su disposizione della Procura della Repubblica di Vicenza sarà poi condotto in carcere dopo le cure al San Bassiano. Contro di lui le accuse sono di lesioni e danneggiamento. Nella notte tra giovedì e venerdì intorno alle 4 era stato portato al pronto soccorso in seguito ad un intervento in centro storico degli uomini dell'Arma e degli agenti del commissariato di polizia che lo avevano trovato in stato di alterazione psicofisica. Il 21enne, già in cura al centro di salute mentale dell'ULSS 7 Pedemontana e noto anche alle forze dell'ordine, era inizialmente tranquillo e collaborativo ed è stato visitato al pronto soccorso proprio dallo psichiatra che è il suo specialista di riferimento. Il medico ha così deciso di fare degli approfondimenti cominciando da un prelievo di sangue da effettuare in reparto. Il giovane, vedendo avvicinarsi l'infermiera, si è liberato della sorveglianza
violenza dei sanitari e dei loro tentativi di contenerlo. A quel punto si è scagliato contro il medico colpendolo violentemente con dei pugni. Lo psichiatra, anche se frastornato, ha tentato una fuga ma è stato raggiunto dal suo paziente che ha ripreso a colpirlo nuovamente con calci e pugni in varie parti del corpo. Solo l'intervento di altri sanitari ha riportato alla calma la situazione grazie ad una sedazione dell'aggressore. Per il medico la prognosi è di 50 giorni. Piena solidarietà è stata espressa dall'ULSS Pedemontana col direttore generale Giovanni Carretta, secondo il quale il fenomeno delle aggressioni rimane preoccupante nonostante le misure di prevenzione prese a più livelli e i sistemi di allarme fino alla formazione specifica. Un messaggio di vicinanza al medico è arrivato anche dal presidente della regione Alberto Stefani, che condanna l'accaduto e chiede rispetto per il personale sanitario. Martedì l'autopsia sul 19enne morto in carcere a Pordenone. La procura ipotizza per 5 agenti indagati, tra loro anche un trevigiano, cooperazione in omicidio colposo. I nodi della morte di Mamdouh Karam, il 19enne deceduto in carcere la notte tra il 17 e il 18 agosto, inizieranno a sciogliersi dalle ore 13 del prossimo martedì, quando il medico legale Antonello Cirnelli eseguirà l'autopsia su incarico conferitogli dalla Procura di Pordenone, con l'atto notificato nelle scorse ore al difensore di fiducia degli indagati e alle parti offese. Il fascicolo d'inchiesta vede iscritto nel registro degli indagati un intero turno della polizia penitenziaria composto da 5 agenti, tutti uomini di età compresa tra i 27 e i 58 anni, difesi dall'avvocato Esmeralda Di Risio. Il sostituto procuratore Enrico Pezzi contesta la loro cooperazione colposa in omicidio colposo per la gestione di quanto accaduto la notte della tragedia alla casa circondariale di Pordenone. Secondo il capo di imputazione, gli agenti avrebbero commesso una serie di gravissime superficialità nella gestione dell'emergenza. Dopo che il 19enne aveva appiccato un primo piccolo focolaio nella cella numero 11, spento da un poliziotto, lo avrebbero lasciato recluso per altri 20 minuti senza togliergli l'accendino e la bomboletta di gas, ignorando anche le sue richieste di uscire. Un ritardo che si sarebbe rivelato fatale poiché il giovane ha dato nuovamente fuoco a materassi e lenzuola, rimanendo intrappolato e inalando il fumo tossico che lo ha ucciso prima che i soccorsi potessero salvarlo. Pubblicità, ora ci fermiamo per qualche istante, in linea alla regia. Ci rivediamo tra poco, restate con noi. Siamo nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Una bella notizia ora è quella del lieto evento ieri mattina a Varago di Macerata. Siamo in provincia di Treviso. Una quarantenne ha partorito in casa aiutata dal marito, guidato al telefono dagli operatori del SUEM 118. La mamma e la bimba stanno bene. La piccola ha fretta di nascere e la mamma partorisce in casa prima dell'arrivo dell'ambulanza. Lieto evento a Varago di Macerata, dove di primo mattino la donna, al termine della gravidanza e mamma di altri 2 figli, è entrata in travaglio, troppo ravvicinate le contrazioni per andare in auto all'ospedale, e così subito è scattata la chiamata al 118. L'ambulanza è partita alla volta di Varago, ma all'arrivo la piccola era già nata, venuta alla luce rapidamente con l'assistenza telefonica dei sanitari del SUEM, che hanno guidato passo passo il papà affinché aiutasse la mamma a partorire, e tutto è andato bene. In pochi minuti la bambina è nata ed è stata pulita ed appoggiata sul petto della mamma tra le coccole dei genitori in attesa dell'ambulanza, e così la piccina e la mamma sono state portate al Cafoncello nel reparto maternità. Entrambe stanno bene. A Treviso, dove fa discutere lo stato di degrado denunciato dai residenti lungo le mura cittadine, usate a volte come servizi igienici. Luigi Calesso di Coalizione Civica punta il dito contro l'assenza di politiche del comune per i senza tetto. In questa zona quello che è stato riscontrato negli ultimi giorni, ma era stato riscontrato anche in passato, è che ci sono purtroppo segni di deiezioni umane. Cioè, purtroppo qualcuno utilizza le mura, ma anche qualche parco della città, come servizio igienico, e ovviamente questo è assolutamente inaccettabile in una città che voglia essere un minimo decorosa.
Le storiche mura di Treviso degradate a servizio pubblico. Di fronte alle segnalazioni e alle proteste dei cittadini, l'amministrazione comunale ha annunciato un potenziamento dei controlli, oltre naturalmente alle inevitabili operazioni di pulizia. Un atto positivo, secondo Gigi Calesso di Coalizione Civica, ma di per sé non risolutivo se non si affronta il problema a monte. Questa è una città in cui non esiste un servizio sanitario pubblico, non esistono docce pubbliche, siamo in carenza di posti letto per le persone senza fissa dimora. Ovviamente ciò si riverbera anche sulla questione dell'utilizzo di alcuni spazi pubblici come servizi igienici, perché se di servizi igienici pubblici non ce ne sono, se di docce pubbliche non ce ne sono, inevitabilmente alcune persone finiranno per utilizzare qualche parte della città. Se l'amministrazione comunale ha annunciato l'intenzione di installare alcuni servizi igienici pubblici, attacca Calesso, le cose rimangono però ferme sul fronte delle docce o delle lavanderie. In città ci sono persone che soffrono difficoltà economiche tali da essere senza fissa dimora. Visto che anche questo problema di una sistemazione per le persone senza fissa dimora che sia dignitosa e non sia negli anfratti di qualche parcheggio multipiano sembra impossibile da ottenere, cerchiamo almeno a livello pubblico di dotare la città di quei servizi sanitari minimi, di quelle docce pubbliche, di quelle lavanderie che poi tra l'altro non servono solo ai senza fissa dimora, ma sono una esigenza sentita anche dai turisti. Non è la prima volta che qualche turista si stupisce del fatto che in giro per la città non ci sia un solo servizio igienico pubblico. A Bassano del Grappa, ora dove i lavori al Tempio Ossario hanno evidenziato una situazione critica per la grande croce sopra la facciata. Erano iniziati molto bene i lavori di restauro del Tempio Ossario di Bassano del Grappa, poi c'è stato qualche rallentamento e ultimamente si vede davvero poco movimento sui ponteggi del monumento. C'è un perché, è un perché che riguarda una parte importantissima del Tempio Ossario, ovvero la Grande Croce, là sopra. Approfittando della presenza dei ponteggi è stato possibile verificare la copertura e anche e soprattutto la croce che sta nel lato nord, quella visibile da Via Verci, e con l'occasione appunto si è visto che ci sono due ordini di problemi: il primo relativo al materiale lapideo della croce stessa e poi anche all'attacco della croce sulla struttura, quindi l'occasione per fare un po' il punto e vedere anche di sistemare un po' quella che è appunto la problematica relativa alla croce. Che problemi ci sono con la croce? Ora diciamo che la struttura comincia a avere la sua età, c'è il materiale lapideo che comincia a avere qualche problema di incoerenza e soprattutto poi c'è il tema dell'attacco, del fissaggio al Tempio Ossario stesso. Con l'occasione appunto verranno fatti dei lavori di messa in sicurezza della croce stessa e un lavoro che sarà semipermanente perché poi il restauro definitivo verrà fatto con gli stracci successivi. Insomma, avete capito, la situazione è molto delicata, quella croce è alta complessivamente 4 metri e quindi servirà un intervento davvero molto importante per metterla in sicurezza. Con questo primo stralcio ha consentito appunto di verificare anche la parte lapidea della croce, l'attacco al Tempio Ossario. È una prima fase di lavori per noi importantissima perché poi consentirà appunto l'accesso al Tempio Ossario proprio dalla porta principale. Con queste premesse potrebbe slittare di qualche giorno o qualche settimana la tempistica per la consegna del Tempio Ossario, ma pare che si possa lavorare nei tempi previsti. L'importante alla fine sarà avere il monumento, il Tempio Ossario, ancora a disposizione dei bassanesi. Ed ora spazio al nostro approfondimento odierno che è dedicato alla montagna, alla grande fragilità della montagna evidenziata ancor più in questa torrida estate. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Ecco, allora è partita 2 giorni fa la carovana dei ghiacciai, campagna di Legambiente che da anni si sposta nelle montagne, nelle Alpi per verificare lo stato di salute dei ghiacciai e purtroppo le notizie che arrivano ogni anno sono sempre peggiori. Per fare poi un focus per quanto riguarda le nostre
nostre montagne, le Dolomiti venete, la carovana si recherà sulla Marmolada che arretra sempre di più. Quindi voi state, diciamo, proprio accendendo i riflettori su un problema che è davvero importante, sia per quanto riguarda lo scioglimento dei ghiacciai, sia per quanto riguarda anche lo scioglimento del permafrost, che sta portando a tutta quella serie di crolli ai quali abbiamo assistito anche nelle ultime settimane. Sì, quello che ci preme dire, diciamo che come Legambiente questa campagna Carovana dei Ghiacciai porta avanti quello che è un grido rispetto a notizie e informazioni che non sempre passano all'attenzione dei cittadini, cioè di qual è lo stato reale effettivo di salute dell'arco alpino a partire dalle condizioni dei ghiacciai, delle nevi, il loro scioglimento, le temperature. Insomma, ecco, cerchiamo di raccontare quelle che possono essere delle informazioni che magari percepiamo, captiamo senza farci troppa attenzione, ma che in realtà provocano cambiamenti non solo nell'arco alpino stesso, ma anche con ripercussioni che riguardano poi tutti noi, ad esempio la scarsità di risorsa idrica disponibile, piuttosto che condizioni di instabilità di quelli che sono i versanti montani, che poi possono provocare, ma lo abbiamo visto lungo questi anni in maniera sempre più accentuata, quelli che sono situazioni di crollo, di tenuta dei versanti e, perché no, anche di difficoltà di cambiamento di modello di fruizione della montagna, che oggi merita un'attenzione molto, molto alta rispetto a quelli che sono i rischi che aumentano nella frequentazione di ambienti così delicati. Ecco, venendo appunto all'unico nostro ghiacciaio del Veneto, che è appunto la Marmolada, anche da quanto avete evidenziato con proprio la carovana dei ghiacciai, la Marmolada rimane, assieme all'Adamello, assieme al Monte Bianco, possiamo dire uno dei casi simbolo della fragilità alpina. Ma assolutamente sì, poi Carovana dei Ghiacciai si occupa di raccontare i dati che sono dati ufficiali, oltre a fare rilevazioni insieme al Comitato Glaciologico Italiano, ma ci occupiamo anche di vedere quali sono i dati raccolti dalle ARPA nelle regioni alpine e riportarle, rendere note, ripeto, alla popolazione. Quello che emerge è tutto un arco alpino in grande sofferenza rispetto all'aumento di temperatura, con una perdita di circa 170 km quadrati di superficie dei ghiacciai nel nostro arco alpino, sicuramente colpito e lo vediamo anche visivamente anche il ghiacciaio della Marmolada, che, passo la battuta, ci contendiamo con gli amici del Trentino Alto Adige come diciamo, chiamiamo l'appartenenza, ma che in realtà, insomma, ecco, riguarda come dicevo prima un po' tutti noi, quindi non tanto perché è il nostro unico ghiacciaio veneto, ma perché è un serbatoio fondamentale per quelle che sono poi le necessità dei territori che stanno a valle di queste aree montane. E chiaramente lo abbiamo visto negli anni con le situazioni in peggioramento dei versanti e dei ghiacci in questo ghiacciaio, notiamo e vediamo che c'è una grande, diciamo, difficoltà di questo ghiacciaio a mantenersi in vita e sta rispettando purtroppo quelle che sono le previsioni che la scienza ci ha mostrato negli ultimi anni, cioè il rischio che questo ghiacciaio vada a, diciamo, completo esaurimento addirittura prima del 2050. Sarebbe un grave danno dal punto di vista climatico, lo diceva lei in apertura, non solo per la perdita dei ghiacci, ma anche per lo scioglimento del permafrost e del rilascio di tutto ciò che nel permafrost è contenuto, a partire da alcuni, diciamo, gas inquinanti piuttosto che altri patogeni, piuttosto, diciamo, che le difficoltà, come dicevo prima, di tenuta poi fisica dell'arco alpino e quindi di aumento di possibilità di crolli, che oggi, è bene ricordare, riguardano l'arco alpino in Veneto per circa un terzo dei crolli che accadono, distaccamenti, crolli, frane che accadono nel nostro territorio, circa un terzo riguardano proprio l'area altoalpina. Tra l'altro le Dolomiti sono delle montagne particolarmente fragili, l'abbiamo visto quest'estate, i numerosi crolli che ci sono stati sul Pelmo. Ieri ce n'è stato uno anche sopra il Passo San Pellegrino, proprio al confine tra Veneto e Trentino, quindi probabilmente è anche urgente estendere il monitoraggio anche ad altri gruppi, appunto il Pelmo, l'Antelao, Civetta, Tofane, altri gruppi delle nostre Dolomiti,
Dolomiti, che purtroppo stanno subendo gli effetti dell'innalzamento della temperatura globale. Assolutamente sì, aggiungo anche il Sorapis tra le vette che ha citato, e noi crediamo che proprio il fronte adattamento, quindi cosa dobbiamo fare per migliorare quelle che sono le condizioni diciamo di adattamento dei cittadini e delle persone che fruiscono della montagna rispetto alle mutate condizioni, o meglio le condizioni in continuo mutamento dell'arco alpino, dobbiamo farlo attraverso un attento monitoraggio, un'attenta consapevolezza di quello che sta succedendo e di come dobbiamo porci rispetto a questi cambiamenti. È certo che si sta già intervenendo e già dei monitoraggi, altrimenti non avremmo i dati, sono validissimamente portati avanti dall'Agenzia regionale di protezione e prevenzione dell'ambiente, dall'ARPAV, così come nelle altre regioni, però è anche vero che dobbiamo migliorare quelle che sono poi il ritorno ai territori, ai cittadini, agli amministratori locali, all'azione che va messa in campo, ed è per questo che crediamo che la strategia di adattamento che deve essere messa a punto definitivamente, ci auguriamo, da questa consigliatura regionale, visto che è stata approvata in prima istanza nel 2021, poi ha avuto un'approvazione più corposa da parte delle commissioni consigliari nel 2025, ma poi si è fermata con il rinnovo del Consiglio regionale e della Giunta regionale. Noi crediamo che debba essere ripresa con forza e portata a compimento, perché è proprio dentro la strategia che noi potremo inserire quelli che sono, oltre che gli indirizzi di intervento, anche il reperimento delle risorse per portare avanti questi importanti interventi di monitoraggio, di prevenzione, di adattamento da parte delle popolazioni che vivono questi territori, e ritorno a dire anche delle persone che ne fruiscono nel periodo estivo piuttosto che invernale. Sono elementi fondamentali di uno sviluppo territoriale di questa regione, che non può prescindere da una strategia che programma per poi capire come destinare le risorse nel modo migliore. Quello che noi vediamo, se non si approverà questa strategia, è il rischio di continuare a intervenire, a volte in maniera sicuramente positiva, ma sempre puntuale e quindi emergenziale, rinunciando a quelle che sono invece gli interventi programmatori, che vanno messi a terra in maniera più coordinata, per fare in modo che ogni intervento sia utile a un percorso complessivo di adattamento alla crisi climatica. Altrimenti il rischio che vediamo è quello che ci possa essere un intervento puntuale, tante risorse spese, ma che poi, non inserite in un quadro generale, non portano a una risoluzione, o meglio ci aprono a eventuali altre problematiche, e dovremo di nuovo intervenire in emergenza con fondi eccezionali, con strutture emergenziali, aggravando quella che è invece l'attività ordinaria, che è quella che poi ci riguarda più da vicino, che riguarda gli amministratori, che riguarda i cittadini di nuovo. Certo, anche perché poi alla fine quello che noi consideriamo emergenziale ormai è sotto gli occhi di tutti. Emergenziale non lo è più, è la nuova normalità, purtroppo, quella che stiamo vivendo, e che in quest'ultima estate si è presentata in maniera così drammatica. Penso per esempio anche alla siccità, che poi è un tema strettamente collegato, perché c'è meno neve d'inverno, i ghiacciai sono meno protetti dallo scioglimento, proprio dallo strato di neve che li dovrebbe proteggere dall'innalzamento del clima. Si esauriscono i bacini montani e ne soffre anche la pianura. Lo stiamo vedendo in queste settimane, no? Ma assolutamente, guardi, con Carovana dei Ghiacciai, quando noi facciamo vedere alcune immagini, tra le quali la copertura con teloni dei ghiacciai nel periodo estivo, si dimostra come ci sia una difficoltà a trovare una soluzione che non sia estemporanea, che non sia mettere una coperta. Mi viene da sorridere, perché sicuramente è qualcosa di utile che va bene fare, ma che non può essere la visione che noi diamo allo sviluppo futuro della tutela del territorio alpino e montano, e soprattutto dei nostri ghiacciai. È evidente che bisogna intervenire in maniera più importante sul fronte dell'adattamento, che riteniamo sia legalmente sia fondamentale in questa fase di cambiamento continuo, che vediamo, lo diceva bene lei, tutti i giorni, quest'anno in maniera ancora più importante, ma purtroppo lo vedremo anche negli anni a venire, perché il trend che la scienza ci racconta è questo, ma non dobbiamo dimenticare, non l'ho citato, ma
ma non dobbiamo dimenticare che la mitigazione è l'altra arma che abbiamo a disposizione per combattere la crisi climatica. La mitigazione significa riuscire finalmente a liberarci dall'utilizzo dei combustibili fossili in maniera più decisa, passare alle fonti di energia rinnovabile in maniera estesa su tutto il territorio, ridurre i consumi appunto di fonti fossili non solo per produzione energetica ma anche per spostamenti piuttosto che altri utilizzi, quelli industriali, piuttosto che tutto quello che oggi utilizziamo attraverso i combustibili fossili. Dobbiamo convertire, come da qualche anno è in piedi un processo non solo europeo ma globale, mondiale, che riguarda le Nazioni Unite sulla crisi climatica. Dobbiamo farlo rapidamente, quindi ecco, l'altro aspetto da non sottovalutare è quello di non fermarsi all'adattamento ma anche ragionare come rallentiamo il più possibile quello che è un aumento delle temperature che provoca diverse ripercussioni. La prima più evidente, lo scioglimento dei ghiacciai, la perdita di risorsa idrica fondamentale, la diminuzione dei livelli d'acqua, appunto di presenza d'acqua nei nostri fiumi, che va a cocciare con quelli che sono poi gli utilizzi magari aumentati a causa della crisi climatica, perché quando aumenta la temperatura anche le attività agricole piuttosto che le attività industriali, piuttosto che le attività umane quotidiane aumentano per necessità. Ecco, dobbiamo fare i conti con tutto questo, non solo adattandoci e trovando soluzioni per difenderci, ma anche attraverso un cambiamento radicale di quelli che sono i modelli produttivi, attraverso l'economia circolare che prevede l'utilizzo di fonti da energia rinnovabile. Anche su questo dobbiamo fare come Paese ma anche come Regione un grande balzo in avanti, perché vediamo grandi difficoltà a accettare l'insediamento delle fonti rinnovabili nei territori. La ringrazio, grazie per essere stato con noi a Luigi Lazzaro, presidente di Lega Ambiente del Veneto. Buona giornata, buon lavoro, grazie ancora. Grazie, buona giornata a voi. Ecco, noi ora proseguiamo, restiamo in montagna con un altro tema però che sta comunque facendo molto discutere in queste ultime ore, ed è quello della polemica scoppiata sulle condizioni di lavoro nelle gelaterie italiane in Germania. Polemica che arriva anche a Longarone. Sentiamo l'amarezza del sindaco Padrin per l'offesa gratuita ad una lunga storia di emigrazione. Lei come ha preso questo articolo? Sicuramente con profonda, devo dire, anche tristezza, perché mi pare che paragonare con quella immagine veramente che fa riportare indietro ai tempi della seconda guerra mondiale, penso che sia qualcosa di, oserei dire, quasi vergognoso. Vederci trattati così sicuramente fa male e dispiace molto. Bufera sul reportage della Süddeutsche Zeitung sulle condizioni di lavoro dei brasiliani nelle gelaterie italiane in Germania. Dopo il sindaco di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrini, interviene Roberto Padrin, e anche per il sindaco di Longarone quella rappresentazione è inaccettabile. Dispiace soprattutto perché in questi anni si è creato sempre un rapporto molto secondo me positivo tra la Germania, perché i nostri gelatieri hanno fatto le loro fortune, ma anche quello della Germania, del popolo tedesco, portando un prodotto che è un simbolo del Made in Italy, ma è soprattutto apprezzato dai tedeschi. Un rapporto costruito nel tempo dall'emigrazione bellunese, soprattutto dalla Val di Zoldo e dal Cadore, terre che hanno dato origine a una lunga tradizione di gelatieri in Germania. Ma il reportage tedesco porta il sindaco di Longarone ancora più lontano, fino a Urussanga, nel sud del Brasile. È da qui che provengono molti dei lavoratori brasiliani raccontati nell'inchiesta, e il collegamento non è casuale. Il 9 ottobre proprio celebreremo i 35 anni del gemellaggio. Arriverà una delegazione di una quarantina di persone guidate dal sindaco proprio di Urussanga per rinnovare questo gemellaggio che ha origine da quando appunto questa città dello stato di Santa Caterina fu fondata proprio da cittadini longaronesi. Quindi è chiaro che vederci poi trattati così fa male, soprattutto perché sono convinto che i brasiliani hanno portato e hanno contribuito a valorizzare le gelaterie in Germania, e soprattutto si è creato un grandissimo rapporto di umanità tra i proprietari e i titolari delle varie gelaterie e i loro dipendenti. Padrin non nega che possano esistere situazioni problematiche, ma contesta la generalizzazione della
della Süddeutsche Zeitung. Penso che sia svilente mettere così in brutta luce il lavoro di sacrificio dei nostri gelatieri che, ripeto, hanno portato fortuna non solo a loro ma a tutto il popolo tedesco. Una storia che Longarone rivendica anche attraverso la sua tradizione fieristica. Qui ha sede la Mostra Internazionale del Gelato e il Comune guarda ora al rilancio della manifestazione. Noi ci auguriamo che questo mondo, che ha fatto sempre riferimento alla Germania come devo dire punto focale dove poter anche portare proprio gelatieri non solo italiani in Germania, ma di tutti gli altri paesi che hanno aperto gelaterie lì. Longarone è sempre stato un punto di riferimento anche per questi gelatieri. Ed anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo prende le distanze dall'articolo della Süddeutsche Zeitung sul presunto sfruttamento dei lavoratori nelle gelaterie italiane in Germania. Durissima la critica alla rappresentazione dei lavoratori come schiavi, definita profondamente ingiusta. Il presidente Oscar De Bona difende una categoria che ha rappresentato per decenni il lavoro e l'emigrazione italiana, in particolare bellunese e trevigiana. L'associazione chiede che eventuali episodi di abuso vengano denunciati alle autorità competenti, evitando generalizzazioni che possano danneggiare l'immagine di migliaia di lavoratori e imprenditori. Sulla stessa linea Riccardo Simonetti, presidente della famiglia bellunese del Nord Reno-Vestfalia, secondo cui oggi i dipendenti delle attività associate sono regolarmente assunti e tutelati. Inflazione e prezzi alle stelle, estate rovente quella del 2026 sul fronte dei rincari, dal carburante alle vacanze ai trasporti. Estate rovente per il costo della vita, a dirlo sono molti vicentini che puntano il dito su benzina, sulle spese per i viaggi e le vacanze, sui trasporti fino alle bollette. Sicuramente i carburanti, ovviamente lo vediamo tutti dalle nostre tasche. Io direi che sia la benzina quella che pesa di più. E poi un po' tutto, anche i bar hanno alzato molto, per esempio il caffè, cioè tutto un po' è aumentato. Alimentari, viaggi, sono andata in montagna, era tutto più caro, cioè non saprei neanche da che parte cominciare, nel senso che poi con quest'estate così calda, aria condizionata, manetta, quindi d'inverno aria riscaldamento, d'estate l'aria condizionata. Situazione fotografata mensilmente dai dati della rilevazione dei prezzi al consumo dell'Ufficio Statistica del Comune relativi al mese di luglio, che segna un incremento del più 2,9% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tra le voci che balzano all'occhio, solo per citarne alcune, quella relativa ad abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, la cui variazione annua è pari al più 8,5%, o ancora la voce relativa a servizi, ristoranti e servizi di alloggio, che registra un più 3,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ma ad alleggerire il portafogli incide anche la borsa della spesa quotidiana. Sulla benzina che è andata alle stelle, ma sulla spesa del quotidiano, sul pane, 5 euro al chilo, cioè il pane che dovrebbe essere in tavola, disponibile a tutti, 5 euro per un chilo di pane. Per quanto riguarda i viaggi e le vacanze c'è stato un rincaro molto importante. Ma un po' tutto, cioè il valore del denaro è diminuito drasticamente, per cui una capacità di spesa ridotta, ma in tutti i sensi vedo. E le preoccupazioni dei cittadini sono anche naturalmente per i mesi a venire sul fronte dei rincari. Sentiamo. Le migrazioni, il ponte sullo stretto, l'autonomia, la legge elettorale. Nulla di tutto questo sembra stare in cima alle preoccupazioni dei cittadini. Tra pochi giorni, con la ripresa delle scuole, ripartirà anche la vita quotidiana di tante famiglie ed è proprio sulla gestione ordinaria dei conti domestici che si concentrano le maggiori preoccupazioni, quelle di cui tanta parte della politica, che già si prepara alle elezioni, sembra non occuparsi abbastanza. Penso a chi ha 2 o 3 bambini, chi vive di solo stipendio, è dura. È dura perché io e mio marito con uno stipendio statale e tutto, con un piccolo fitto andiamo avanti, poi siamo abituati, ma con le esigenze che ci sono dei bambini di oggi è tutto
penso che è veramente molto molto dura. Certamente che siamo preoccupati, assolutamente, anche perché mi sembra che qui non si faccia proprio nulla per, diciamo, mitigare queste problematiche, se non fare la finta di abbassare le accise, insomma, queste cose qui. Io credo che l'economia sta andando verso una direzione totalmente opposta rispetto a quella che dovrebbe essere e chiaramente siamo nelle mani delle grandi lobby, dei grandi che comandano il nostro pianeta, quindi ahimè possiamo fare veramente ben poco. Tante cose, stiamo parlando proprio di sanità, di scuole, vabbè, il clima non ne parliamo proprio. La delinquenza sicuramente che dilaga, quello più che altro. Sì, siamo preoccupati avendo una bimba piccolina di quello che succede tra i giovani. Speriamo che andando avanti le cose migliorano, insomma. Prezzi che salgono, anche carburanti, bollette, quindi diciamo che è sempre più dura, ecco. Però dai, pian piano, poi vabbè, si va avanti, nel senso sì. Con uno sguardo positivo. Sì, ecco. sempre, dai. L'economia ora, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana rilancia lo strumento dei contratti integrativi, interessati 23.000 lavoratori nel 2026, erogati premi per oltre 11 milioni di euro. Una grande impresa può muovere grandi numeri e sono economia che si riversa nel sistema territoriale, ma tante piccole possono anche loro muovere numeri di assoluto rispetto. Non solo l'industria, ma anche l'artigianato può fare la differenza quando si parla di welfare aziendale. Confartigianato Imprese Marca Trevigiana lo dimostra numeri alla mano. Sono infatti 11 milioni e 600 mila gli euro in più nelle buste paga dei dipendenti artigiani nella Marca per il 2026, merito dei recenti rinnovi dei contratti territoriali di settore stipulati per la meccanica, l'edilizia, il legno e la comunicazione. In tutto sono 23.000 al momento i lavoratori dell'artigianato interessati, con l'obiettivo di coprire l'intera platea che conta 40.000 unità. Si vuole sostanzialmente introdurre il concetto che le migliori performance delle aziende, anche quelle artigiane che quelle più piccoline, non sono il frutto dell'uomo al comando, ma sono il frutto di un comparto, delle maestranze di tutta l'azienda. Il premio medio per dipendente va dai 622 euro all'anno per l'edilizia ai 455 euro del legno arredo, passando per i 280 della meccanica e i 180 per la comunicazione. Importi per lo più netti, visto che la contrattazione con i sindacati permette una marcata riduzione delle trattenute IRPEF. Per Sartori così si rinsalda un principio. La vicinanza tra le maestranze e la governance dell'impresa è molto corta e quindi bisogna lavorare in questa direzione. Ci deve essere una premialità a chi fa bene il suo lavoro. Il Veneto è tra le grandi regioni del nord Italia quella che perde più laureati perché si trasferiscono all'estero, una fuga che si giustifica, secondo l'ultimo studio della CGA di Mestre, anche con un modello economico che non è in grado di assorbire del tutto le richieste lavorative dei giovani. È vero che molti giovani laureati si trasferiscono a lavorare all'estero, ma a livello nazionale la loro partenza viene abbondantemente sostituita dai loro coetanei stranieri che si trasferiscono in Italia. Un fenomeno che però non si ripete del tutto in Veneto, dove nell'ultimo quinquennio il saldo è negativo di quasi 700 unità. Non un numero enorme, ma abbastanza da rendere il Veneto l'unico in passivo tra le più grandi regioni del nord Italia. Dati negativi si registrano peraltro anche in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Anche se il fenomeno ha dimensioni contenutissime, il Veneto perde la sfida dei laureati. Rispetto a Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, la nostra regione sconta un problema strutturale. Poche grandi imprese, ancora meno multinazionali, sono realtà che altrove assorbono i giovani con titolo di studio universitario. Secondo lo studio della CGA di Mestre, tra il 2019 e il 2024 si sono trasferiti all'estero 11.316 giovani veneti, ne sono rientrati 3.288 e ne sono arrivati dall'estero altri 7.357 con almeno una laurea triennale. Il saldo è negativo di 671 unità, non una cifra enorme ma comunque un dato negativo. A pesare anche il declino di un sistema bancario e assicurativo che un tempo garantiva lavoro qualificato, ora non più.
Resta un tessuto fatto di micro e piccole imprese, competitive nel mondo ma troppo piccole per far spazio a tutti. In ognuno dei 5 anni monitorati dalla CGIA di Mestre sono emigrati all'estero una media di circa 2.300 laureati veneti tra i 25 e i 34 anni, al netto dei veneti rientrati. Il dato è significativo, anche se poi, rapportato alla popolazione universitaria, si riduce all'1,4%. Ciò non toglie però che il problema esiste. In una regione che vuole crescere economicamente, il saldo dovrebbe almeno essere positivo. Conosce gente che per caso dei giovani che sono dovuti trasferire? Beh, conosco persone sì che vivono, che si sono trasferite all'estero, sì. Cosa le hanno detto, che ci si sta meglio? Un po' meglio, sì. Bengodi non c'è da nessuna parte, però un po' meglio, sì. Quando i ragazzi fanno anche gli Erasmus che vanno all'estero, si rendono conto che lì hanno più opportunità e più possibilità, quindi dopo di conseguenza quando ritornano ci pensano un po' se rimanere in Italia oppure andare all'estero dove hanno magari avuto delle opportunità maggiori. Non lo sapevo sinceramente. Sembra che soprattutto gli ingegneri rimangono, mi pare, noi abbiamo parecchie, io lavoro nel campo dell'automazione, mi pare che ingegneri rimangano, qui abbiamo molte aziende nel campo dell'automazione. Che dicono che generalmente andando all'estero o in altre regioni, diciamo, vi viene più riconosciuta la carriera, le competenze. Forse nella seconda, diciamo, assunzione, ecco, però in prima assunzione credo che rimangano abbastanza. Almeno questa è la mia sensazione. Lei poi che ramo lavora? Automazione industriale. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Rieccoci nuovamente in diretta, domenica all'insegna del bel tempo e delle temperature decisamente più miti, passata l'ondata di maltempo che tra giovedì e venerdì ha provocato anche diversi danni nella nostra regione. Il bilancio nel servizio. Sono state 110 le chiamate ai vigili del fuoco tra le 14 e le 20 di venerdì a causa della forte pioggia che si è abbattuta anche sul veneziano. Circa 70 gli interventi che hanno interessato trasversalmente il territorio della città metropolitana, soprattutto per rami spezzati e cadute di alberi come quello di fronte alla sede dell'INPS a Venezia, poco distante da Piazzale Roma, che non ha provocato danni né feriti ed è stato rimosso in poco tempo. L'episodio più grave ha riguardato il crollo di un albero in un campeggio di Caorle, dove una 35enne di origini tedesche era nella sua tenda quando il telo è stato schiacciato dall'albero abbattuto dalle raffiche di vento. Soccorsa sul posto, la donna non ha riportato gravi ferite. A Chioggia, fanno sapere i vigili del fuoco, gli interventi sono stati 4, 6 a Jesolo, 8 a Mira, 3 a Portogruaro, 7 a San Donà di Piave, 2 a San Michele al Tagliamento, 3 a Spinea, oltre che Mestre Marghera e Favaro Veneto. A Venezia, terraferma e isole, gli interventi sono stati 25, di cui 6 al Lido, soprattutto per scantinati e piani interrati allagati, 1 a Sant'Erasmo, 4 in Laguna. A supportare i vigili del fuoco si sono affiancate anche pattuglie della polizia locale, volontari della protezione civile e in qualche caso, per precauzione, anche le ambulanze del SUEM, seppur non siano risultati altri feriti o coinvolti nel maltempo. Flagellato anche il litorale del vicino Friuli Venezia Giulia con la tromba d'aria di venerdì a Lignano Sabbiadoro, e poi ieri mattina c'è stato l'avvistamento al largo di Grado, state vedendo le immagini, di una nuova tromba marina, un vortice che ha sicuramente attirato l'attenzione e anche i timori dei bagnanti presenti in spiaggia. Questo delle trombe marine, spiegano gli esperti, si tratta di un fenomeno tipico degli eventi temporaleschi di fine estate fra agosto e settembre. La tromba marina è un turbine di vento sull'acqua simile ad un piccolo tornado, fenomeno che si forma sotto grandi cumulonembi e crea una colonna d'acqua in rotazione, appunto proprio come quella che avete visto nelle immagini. Torniamo ora sulle Dolomiti, andiamo a Falcade per l'evento dedicato al trevigiano Giuseppe Mazzotti. Durante l'incontro, la lettura dei temi legati alla montagna affrontati dallo scrittore, addirittura pensate nel 1931, e sono risultati straordinariamente attuali.
Turismo cafone, montagne prese d'assalto da folle di sprovveduti, paesaggi trasformati e mercificazione del rapporto con la natura. No, non si tratta di cronaca recente legata alla frequentazione incontrollata della montagna, bensì di una visione quasi profetica a firma dello scrittore trevigiano Giuseppe Mazzotti, che già nel 1931 aveva intuito nella sua opera La montagna presa in giro, quella che lui stesso definì ironicamente un panorama pessimistico della frequentazione della montagna. La montagna è rimasta forse come era allora, se non per ciò che di climatico si è aggravato. Le persone comincio a pensare che siano le stesse di allora, cioè le persone che andavano occasionalmente in montagna per fare le mangiate, curiosare, andare nelle malghe, facevano un disastro terribile e tuttora adesso succede la stessa cosa. Sono alpinisti che non si sa bene perché vadano in montagna. Forse per consumare un po' di esuberanza, di quell'esuberanza fisica e canora che ostentano come un privilegio naturale. Versi più attuali che mai riproposti all'interno della rassegna del Circolo Cultura e Stampa Bellunese, i 3 cantori della montagna nella gremita sala consiliare del municipio di Falcade, dove le pagine del Mazzotti sono tornate a vivere attraverso la lettura di alcuni brani del libro, accompagnati da musica e illustrazioni, un modo per ripercorrere una riflessione che attraversa il rapporto tra uomo, turismo e ambiente. La montagna presa in giro 100 anni fa descrive il fenomeno di adesso, dove i visi pallidi aggrediscono questi sentieri dove vanno i camosci, i caprioli in maniera non adeguata, per cui bisogna recuperarli, scivolano, e adesso lo spettacolo riprende questa profezia di rispettare la montagna, di avvicinarla con attenzione. Parole che a distanza di quasi un secolo continuano a interrogare chi vive quotidianamente la trasformazione della montagna e che sono invito al rispetto, alla moderazione e all'umiltà da parte di chi la frequenta. Bisognerebbe educarci e avere rispetto per la natura. Io credo che sia quello il suggerimento che vuole dare. Però in questo libro ho trovato un tale umorismo che, scherzandoci sopra, lui fa un galateo del comportamento in montagna basandosi sulla caratterizzazione di questi personaggi, diciamo, visti in negativo, senza troppo però demonizzarli. Non sono una novità, specialmente d'estate, le code per entrare agli ecocentri, ma le possibilità per conferire i rifiuti sono molteplici. Vediamo. Puntuali assieme alle vacanze agostane sono tornate le code e le attese agli ecocentri. Lunghe fila di macchine e di utenti si sono registrate a Lusiana Conco, Carmignano di Brenta, Tezze sul Brenta. Le ferie sono state ancora una volta per tante persone l'occasione per ripulire scantinati, soffitte e armadi, e l'accesso per conferire i materiali ha richiesto tempo e pazienza, con annesse lamentele da parte degli utenti. C'è chi se l'è presa con gli orari modificati e a suo dire non comunicati, chi ha criticato l'azienda rivendicando le tariffe pagate per il servizio. Le modifiche in effetti ci sono state e hanno riguardato per tutto il territorio servito da Etra l'orario di apertura, posticipato per le ondate di calore alle 3 del pomeriggio fino a fine agosto. A Schiavon c'è stata una chiusura temporanea, ma per lavori di sistemazione a ridosso di Ferragosto. La Multiutility ricorda che tutte le utenze domestiche del bacino Brenta per i rifiuti possono accedere senza vincoli di residenza a 32 centri di raccolta e alle isole H24 in circolarità presenti sul territorio, presentando la propria ecotessera. Solo a Marostica, Romano Dezzelino e per l'area padovana, Montegrotto Terme e Torreglia l'accesso è riservato agli utenti dei rispettivi comuni. Intervento dei vigili del fuoco a Trissino per il recupero di un falchetto rimasto intrappolato all'interno del magazzino di un negozio. L'animale, state vedendo le immagini appunto dei vigili del fuoco, era entrato all'interno del locale, non era più riuscito a trovare la via d'uscita, rendendo quindi necessario l'intervento dei soccorritori che lo hanno recuperato e, ecco, state vedendo, liberato poi in natura.
Al via a Marostica i preparativi per la partita a scacchi a personaggi viventi. Iniziano quindi le prove con i figuranti e gli allestimenti in piazza Castello. Manca davvero poco ormai alla tradizionale partita a scacchi a personaggi viventi, uno degli appuntamenti più attesi e rappresentativi della città di Marostica. In corso i preparativi in piazza Castello, le tribune sono già al loro posto. Proprio per consentire l'allestimento delle strutture, fino al 15 settembre compreso, i banchi del mercato del martedì saranno trasferiti nelle vie Pizzamano, Ponte Alpino e Campomarzio. Nel mentre è tempo di prove anche per i 650 figuranti che da questo lunedì e fino alle prove generali davanti al pubblico di familiari, giovedì 3 settembre, daranno vita al celebre spettacolo ambientato nella Marostica del tardo 400. Dame e cavalieri delle nobili ambascerie del castello, le famiglie di Angarano e Vallonara, comici, rappresentanti dei borghi, massere e zingarelle, spadaccini, armati, ballerine, vestilliferi, attori e naturalmente i personaggi della scacchiera, Eleonora e Oldrada con i rispettivi pretendenti. Tutti saranno impegnati a perfezionare ogni mossa in vista dei primi 2 weekend di settembre per 4 giornate che si preannunciano indimenticabili. E giornate di intense celebrazioni per il centenario dell'aeroporto Nicelli di San Nicolò al Lido di Venezia, aperta una mostra fotografica e tante iniziative proiettate verso il futuro. Era il 18 agosto 1926 quando partì il primo volo della tratta transadriatica Lido di Venezia-Vienna. I velivoli dell'epoca avevano la cabina di pilotaggio all'aperto. Iniziò così la grande epopea dell'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò Lido di Venezia, il primo scalo dell'aviazione civile d'Italia. Lo scalo lidense ha celebrato il traguardo del centenario con tanta voglia di guardare al futuro. Abbiamo 6-7 mila movimenti l'anno, sta crescendo fino a riempirsi. Abbiamo aperto le porte a tutti, ovviamente gli appassionati, quelli che abbiamo anche invitato noi personalmente per dimostrare loro a che punto l'aeroporto è arrivato nel recupero, perché l'abbiamo recuperato in buona sostanza, non perché prima era trasandato, l'abbiamo fatto diventare come era negli anni 30, quindi volevamo mostrarlo a tutti quello che abbiamo fatto negli anni dal 2019 ad oggi. 100 anni che sono non solo da festeggiare ma da far conoscere, perché ha una storia importantissima, è stato il primo aeroporto di aviazione civile, il primo con i voli internazionali, pensiamo alla Venezia-Vienna, e quindi insomma un aeroporto esistente nel momento in cui città importanti come Roma e Milano non lo avevano ancora nemmeno in programma, e quindi penso che questo sia parte della storia del paese e dell'Italia intera. Tra le iniziative di questo importante compleanno, celebrato anche con un concerto lirico di prestigio, una mostra fotografica aperta al pubblico fino a settembre e visitabile gratuitamente. Tanti appuntamenti in arrivo anche per la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Siamo molto felici che arriviamo a questo centenario con un aeroporto vivo, importante come diceva per Venezia, perché si mette a fianco a quello della Save, a un traffico completamente diverso, e vicinissimo a Venezia. Tra i pionieri del volo si ricordano i fondatori Giorgio Cini, Renato Morandi e Umberto Klinger. Questa mostra rappresenta cosa? Rappresenta un aeroporto resiliente perché ha attraversato un secolo, sopportando tutte le crisi che sono state, anche la guerra, importante perché la guerra non ci ferma, è un pannello proprio così, perché qua hanno portato via tutto i tedeschi, non c'era niente, tutto il ferro che c'era qua l'avevano portato via, quindi è una storia bella quella di Nicelli, perché ha saputo rigenerarsi. Dal punto di vista lavorativo, una cosa, sono nato con Nicelli, io ho fatto 8 mesi di magazzino divertendomi enormemente, perché ogni scusa era buona per finire di qua a bersi un goccetto, a farsi un caffè. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento con le previsioni del tempo e il nostro meteo. Arrivederci.